la vittima racconta di essere stato invitato in questo appartamento di un amico comune per giocare alla PlayStation. In realtà, poco dopo essere arrivato, ha capito che l'invito era una mera scusa ed è stato immediatamente rinchiuso a chiave all'interno di una stanza e i 2 aggressori hanno prima cominciato a insultarlo, poi le hanno minacciato con un coltello, minacciandoli di fargli il segno della Nike sulla guancia e poi hanno cominciato a picchiarlo e a aggredirlo violentemente per oltre 3 ore, fino a rapinarlo dell'Apple Watch. È stato questo il modus operandi che ha portato la polizia di Pordenone ad arrestare un 22enne di Chions e un 23enne di San Polo di Piave, italiani e di origine marocchina, accusati di reati come sequestro di persona a scopo di rapina e tentata estorsione. Non contenti, i due avevano persino deciso di filmare il tutto per riavere il costoso orologio. La vittima, un 24enne di Pordenone, anche lui di origini marocchine, avrebbe dovuto pagare la somma di 1.000 euro. I fatti, che risalgono allo scorso mese di novembre, sono avvenuti all'interno di un appartamento a Pramaggiore, nel Veneziano, a disposizione di un amico comune ai tre, risultato estraneo ai fatti. Spaventato dalle minacce che nelle settimane successive la coppia aveva rivolto, oltre che a lui, anche al padre e al fratello, il 24enne aveva deciso di trasferirsi fuori regione, una volta raccontato il fatto alla questura lo scorso mese di febbraio. È stata decisiva la, denuncia presentata dalla vittima in questura, e poi grazie agli ulteriori accertamenti effettuati anche su alcuni dei testimoni, dell'aggressione, siamo riusciti anche ad acquisire una parte del video che gli stessi aggressori avevano girato nei confronti, della vittima, con cui hanno ripreso appunto alcuni momenti dell'aggressione. Le indagini, eseguite dalla polizia, coordinata dalla procura, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi fondamentali come il riscontro derivante dalle utenze telefoniche degli arrestati. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto per i due la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'installazione del braccialetto elettronico.